Radio Collare, intanto le associazioni animaliste insorgono a difesa del plantigrado. Le squadre di forestali sono pronte a entrare in azione. L'orso che sta seminando il terrore sulle montagne stanotte era nel Trentino secondo l'ultimo monitoraggio e intanto è in arrivo da Roma l'autorizzazione a Radio Collare da parte del Ministero. L'orso M4 dovrà dunque essere catturato da personale specializzato che lo anestetizzerà prima di applicargli il dispositivo di controllo per localizzarlo. Nel caso si avvicinasse agli allevamenti sarà dissuaso con metodi a norma di legge, restando un animale pure aggressivo ma tutelato a livello comunitario, precisa Nicola Finco, presidente della Commissione Ambiente in Consiglio regionale. La collaborazione tra Vicentino, Trentino e il Friuli si fa intanto sempre più intensa, mentre spopola sulle pagine Facebook l'orso bruno davanti a un hotel nel territorio di Levico. Ma le date sulla telecamera fanno sorgere il dubbio che le immagini non siano così attuali. Basta terrorismo mediatico, esclama la LAV. L'orso bruno sull'altopiano è una ricchezza maggiore di qualsiasi allevamento perché irrobustisce l'ecosistema. Di parere opposto restano i malgari dopo i 10 capi di bestiame vittime della voracità dell'orso. Parla per la prima volta il presidente della Banca Popolare di Marostica dopo l'apertura delle buste con le offerte per la possibile aggregazione. L'8 agosto